Lo zaino sulle spalle, un selfie nel cortile di Palazzo Boi, la scritta "Grazie di tutto". Poco prima alcune foto di pupazzetti con la scritta "Fai del bene". Sono gli ultimi post social pubblicati dal 23enne di Romano De Zelino, che mercoledì pomeriggio si è lanciato nel vuoto dall'11° piano di Palazzo Europa a Padova. Ma l'attenzione degli inquirenti si è concentrata in queste ore su alcune foto pubblicate dal giovane di suoi presunti profili social, in cui fa il nome e cognome di un coetaneo e l'accusa di essere uno stalker. Il giovane dice che sono account falsi e attacca il suo presunto stalker dicendo: "Vorrei spaccargli i denti, ma io faccio del bene". Un'espressione ricorrente negli ultimi istanti di vita del ragazzo, studente universitario giunto al termine del suo percorso di studi. La procura di Padova ha disposto l'autopsia e sta valutando di aprire un'inchiesta. Prima però sono necessari accertamenti per capire se si possa profilare l'ipotesi di istigazione al suicidio. Al momento sono atti relativi senza ipotesi di reato specifiche. Sembra che nell'ultimo periodo, infatti, il 23enne avesse mostrato segni di disagio interiore. I profili social a suo nome, che lui diceva essere falsi, erano vuoti. Nello zaino lasciato all'11° piano dell'edificio da cui si è gettato sono stati ritrovati dei fogli e la sua tesi, che ora verranno analizzati dalla polizia. Il portiere di Palazzo Europa, che lo ha visto nei minuti prima del lancio del vuoto, lo aveva sentito urlare alcune frasi sconnesse proprio sulla laurea. La famiglia del giovane ora chiede solo chiarezza sulle motivazioni che hanno spinto il ragazzo a farla finita.